Eder. Mac. Pallister. Dopo ore 14 di ieri, non ci sono più parole ma solo parolacce. Cosa non si fa per il dio denaro? Si calpestano i valori, le persone, si mente e si perde la dignità. Ora che stiamo arrivando alle battute finali, qualcuno ha tirato fuori dal cilindro il sottoscala di Claudio. Che caso che chi avrebbe, meglio usare il condizionale, segnalato questo fatto, è uscito alla ribalta proprio ora, che caso che invece di andare dritto in questura. Perché sarebbe di Trieste, si mette in contatto con chi? Con la criminologa che strilla ad ore 14, la stessa che fa? Lo grida ai 4:20 in diretta nazionale invece di farlo presente a chi è preposto per le indagini come avrebbe fatto qualsiasi onesto cittadino. No, non sia mai, meglio fare lo scoop, qui non si pensa più a Lilli che è stata picchiata e uccisa. Sono schifata dalla trasmissione, dal conduttore, dalla criminologa e da tutti i presenti in studio, tranne la Leofreddi. Sono saltate addosso ad un uomo di 86 anni sofferente per una malattia, come cani rabbiosi. Io, come voi credo, spero che gli inquirenti abbiano seguito e convochino questa criminologa e che chiedano delucidazioni in merito. Non possono sempre farla franca, si devono vergognare tutti. Il marito che gongolava, gli è tornata la parlantina, dovrebbe nascondersi altro che andare per televisioni. Ecco perché le cose vanno male, perché in giro c'è gente così. Ora, mi sorge il dubbio che quella persona faccia parte della difesa di quel bruttone, ma non finirà come sperano. Da parte nostra, ci metteremo l'impegno, se fosse il caso ci organizzeremo per andare a Trieste a manifestare. Faremo tutto quel che è possibile per essere vicini alla famiglia Resinovic, vessata e presa in giro anche dalle istituzioni. Non deve finire come vorrebbero questi personaggi. Giustizia per Lilli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.